Siamo giunti alla settima corsa dall'Arcoveggio, confronto che vede le defezioni di Friulano Jet e di Furia Light, Face to Face SBF Facsimile, Fabian Mail, Fabiana Stecca, Bella Rosa in prima fila, Fuego Gar, Fairmont Sigi, Firit, Fabulous Fi, First Lady La Torre in seconda. Favori netti per Bella Rosa in chiusura, numero 6, Lorenzo Talpo Junior in sediolo. In vantaggio intanto ci va Fabian Mail. Fabian Mail è seguito da Facsimile, all'esterno si presenta subito Bella Rosa. Bella Rosa in poche battute va su Fabian Mail, l'impegna e ottiene il pass per andare a condurre in meno di 300 metri, quindi la favorita Bella Rosa, molto appoggiata al gioco. Completa il primo quarto di gara in 37 e prende subito un paio di lunghezze di margine su Fabian Mail, poi Facsimile. Dalle retrovie cercano di progredire anche Firit, che è in seconda pariglia esterna e segue direttamente le mosse di Face to Face SBF, partito con cautela e ora in progressione esterna. Intanto 47-1 per i 600. Face to Face avanza, seguito da Firit. Lungo la corda c'è invece Facsimile che precede First Lady La Torre. Nelle posizioni di retroguardia Fabulous intanto il chilometro coperto in 1:18,3 da Bella Rosa, che per il momento non è minacciata. C'è Face to Face che cerca di avvicinarsi all'esterno, trascinandosi Firit. Alla corda è sempre Fabian Mail, siamo al paletto dei 400 conclusivi, il parziale ora in 14,7. Bella Rosa in vantaggio, ma Face to Face si fa insidioso all'esterno insieme a Firit che scatta in terza ruota. Bella Rosa sembra aver speso il meglio, prova ancora a riattrezzarla Lorenzo Talpo. A centropista lo scatto di Firit. Cerca di salvarsi Bella Rosa, ma Firit finisce fortissimo ed è Firit che vince nei confronti di Bella Rosa e al terzo posto finisce Face to Face SBF. Finale effetto di Firit che Vincenzo Luongo porta a un primo piano molto molto apprezzato perché partiva da dietro, ha dovuto subire lo schema di corsa, poi in retta d'arrivo ha piazzato la stoccata vincente per imporsi nettamente a Bella Rosa, che comunque non ha sfigurato assolutamente. Al terzo posto Face to Face SBF. Il successo quindi per Vincenzo Luongo e Firit, il raddoppio per Gennaro Casillo e questa volta per la scuderia Damone.